siamo nel centro di Legnago, con me c'è l'assessore alle attività produttive di Legnago, Nicola Negri. Ciao, benvenuto. Ciao carissima, ti ringrazio veramente per la vostra presenza bellissima e per questo meraviglioso giovedì di luglio, Legnago sotto le stelle, negozi aperti, una manifestazione stupenda. Siamo nella serata clou. Ecco, in effetti. Allora Nicola, siamo al terzo giovedì del mese. Devo dire che quest'anno è stato un po' tirato rispetto agli anni precedenti, no? Gli anni passati e soprattutto l'anno scorso si è lavorato con un pochino più di soldi, però ci siamo riusciti ugualmente. Raccontaci un po' come avete fatto a realizzare tutto questo nonostante le difficoltà economiche. Guarda, allora è stato difficilissimo, però come amministrazione ci tenevamo veramente tanto, perché oltre ad aiutare oltre le 400 attività commerciali di Legnago, i giovedì di luglio sono un investimento, io dico, per Legnago e per il ruolo di Legnago come proprio capitale della Bassa Veronese, capitale anche per le manifestazioni. È un'esperienza bellissima che parte dall'inizio dell'anno. Io ringrazio veramente, abbiamo un gruppo in comune che si impegna, partiamo da febbraio, è una cosa commovente, lo dico perché ho la pelle d'oca e lo sto dicendo qui perché la vivi giorno per giorno e la manifestazione cresce e ti viene pian piano, come un piccolo bambino, insomma, che cresce, poi ne vedi i risultati, li godi in queste bellissime serate. Beh, vedo che sei emozionato, che tutto questo ti dà soddisfazione. Senti, siamo al terzo giovedì del mese, facciamo un piccolo riassuntino di quello che c'è stato. Abbiamo iniziato il 28 con la chiusura del ponte, la pizzata, ma c'era la grande partita, no? Esatto, allora siamo partiti con la chiusura del ponte del 28, che è un'anteprima dei giovedì di luglio, in quanto era il 28 di giugno. Purtroppo siamo stati quest'anno un po' sfortunati perché c'era la partita dell'Italia. Abbiamo messo tanti maxi schermi, siamo partiti un pelo sottotono, però dopo si è ripresa perché l'Italia, ha vinto e quindi tutti si sono buttati in piazza. Quindi bellissima la risposta che c'è stata poi della gente che sta andando avanti. Oggi siamo nel terzo giovedì, è la serata dei fuochi. Ecco, in effetti proprio volevo chiederti questo. Questa sera abbiamo visto già la preparazione sul ponte dell'Adige, tra l'altro una serata caldissima, sarà uno spettacolo piromusicale stupendo. E quindi raccontaci un po' come avete organizzato questo come dicevo prima, con un po' di difficoltà. Certo, allora l'organizzazione praticamente parte da febbraio. Io ringrazio i tanti sponsor che hanno contribuito, perché se non ci fossero gli sponsor praticamente tu non riesci ad organizzare questa manifestazione. Un grosso lavoro che è stato fatto dal sottoscritto e dal mio ufficio è stato quello proprio di raccogliere le sponsorizzazioni, che sono linfa vitale per questa manifestazione. Infatti ringrazio veramente tutti gli sponsor che hanno contribuito anche per lo spettacolo pirotecnico. E l'incendio del Torione. Che sarà un 10 minuti dopo lo spettacolo piromusicale, voluto apposta piromusicale perché la musica, secondo me, ad accompagnare i fuochi d'artificio è meravigliosa. Una colonna sonora quest'anno che è proprio bella e che ho studiato con il fuochino. Oh, bene, siamo tutti curiosi di vedere quello che accadrà dopo. Un'altra domanda, poi ti lascio perché vedo la gente sta aumentando sempre di più. Allora, questo è il terzo giovedì, cosa ci aspetta prossimamente per i prossimi giovedì? Questo intanto è la serata principale, poi andiamo in salire, io credo in crescendo, perché abbiamo altri 2 giovedì molto pieni, carichi di spettacoli ed eventi. Praticamente l'organizzazione prevede che ci sono delle postazioni fisse praticamente poste in essere dal comune, e poi tutto un insieme di fiorire di micro eventi di via e di piazza che portano veramente a un coinvolgimento di tutto il centro storico di Legnago. Prossimi giovedì in particolare spettacoli
manifestazioni come Roccabilly eccetera in piazza Garibaldi, dove sarà il clou della manifestazione, però non disdegno nemmeno tutte le altre vie che sono state bravissime nell'organizzarsi, ognuno con i suoi referenti all'interno dell'associazione commercianti. Ringrazio Vivi Legnago, Portobello, veramente, che hanno dato tutto per cercare di portare al successo questa manifestazione, e il patrimonio di pubblico che vediamo questa sera lo può testimoniare. Certo, io sono venuta dalla Sinistra d'Adige, ho visto che anche in Sinistra d'Adige c'è tantissima gente seduta, sta mangiando e quindi si sta divertendo anche con i vari spettacoli. Per concludere, Nicola, agosto Legnago mia non ti conosco o c'è qualcosa? No, allora, per quanto riguarda agosto abbiamo dato sempre la possibilità a tutte le attività commerciali di organizzarsi. È stata fatta una delibera di giunta apposta proprio per incentivare e per far fiorire un altro patrimonio di piccoli eventi. Sono i venerdì di agosto. In che modo? Non andando a interferire in quella che è la singola manifestazione che potremmo organizzare noi, però dando la possibilità alle singole attività proprio di organizzarsi, i bar, di fare delle degustazioni, un qualcosa a tema che proprio porti diciamo ad un successo, ad un fiorire della città. Quindi mi auguro che anche agosto possa fiorire. Quindi chi rimane a casa o chi è tornato già dalle vacanze potrà sicuramente passare delle belle serate nel centro di Legnago. Certo, e Legnago è qui che vi aspetta. Allora, Legnago sotto le stelle continua naturalmente fino alle 11:30, quando aspettiamo i fuochi piromusicali e l'incendio del Torione. E cosa volevi dire, Nicola? L'ultima cosa, un grande ringraziamento a Teleradio Veneta, che è sempre presente qui accanto a noi. Grazie Nicola, grazie mille. You just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go, ah, ah, ah. You're gonna leave 'em going, ah, ah, ah. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Poco fa abbiamo parlato con l'assessore Nicola Negri, siamo riusciti a recuperare il primo cittadino di Legnago di bianco vestito, Andrea Roberto Retondini. Ciao, benvenuto. Ciao a te, grazie. Allora, non potevi mancare a questo terzo appuntamento con Legnago sotto le stelle. Come dicevamo con Nicola, questa è la serata clou, diciamo, no? della manifestazione. Allora, parlando ovviamente, intanto dici la tua impressione, raccontaci un po', poi ti faccio delle altre domande inerenti un po' ai problemi quotidiani della vita. Beh, direi che in un momento non certo felice di crisi economica che stiamo vivendo, riuscire a portare in Legnago un movimento, una festa, tanta gente, tante luci, tanti spettacoli, credo che sia sempre un fatto positivo. Quindi mi sembra che la serata veramente sia un'ottima serata. Dimentichiamoci per un po' di tempo di questa situazione difficile, ecco. Siamo in un momento di crisi naturalmente, tralasciando un attimino quello che è il divertimento, che insomma ci fa piacere, no? Cosa consigli ai giovani che purtroppo in questo periodo hanno delle difficoltà per trovare lavoro? Insomma, una speranza gliela possiamo dare? Diciamo che la speranza è l'ultima a morire. Ai giovani consiglio di avere sempre un po' di pazienza, cercare giornalmente sempre quello che può essere uno sbocco di lavoro, quelli che studiano che si applichino bene in quello che è lo studio, perché è importante affacciarsi alla vita del lavoro con un diploma, con una laurea, eccetera, e poi chiaramente sperare sempre, ma con molta pazienza, con molta calma. Io sono convinto che si riesce sempre ad ottenere quello che è giusto ottenere nella vita e quello che ogni persona aspetta, il lavoro. Sei d'accordo, come dice Monti, non bisogna avere il posto fisso? No, io guarda,
Sinceramente non è che apprezzo tante cose che dice Monti. Io sono dell'avviso che bisogna nella vita applicarsi al proprio lavoro. Se un lavoro è un lavoro fisso, ma colui che lo fa è una persona che si adopera seriamente bene a quel posto, secondo me è un buon risultato. Anche perché vedi, dire che non bisogna abituarsi al posto fisso, poi andare in banca a chiedere un aiuto e se non hai un posto fisso non ti danno neanche un buongiorno, credo che sia un discorso che non vale neanche la pena da iniziare. Io ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno, quindi sono convinto che lo spiraglio non solo deve esserci, ma deve essere un gran spiraglio. Sono convinto che riusciremo a cavarcela, sono convinto che i nostri ragazzi troveranno lavoro e faranno questa città sempre più grande e ancora più bella di quant'è. Ecco, adesso abbiamo parlato di cose serie, Nicola, è giusto insomma, ricordare quelle che sono le serate. Poco fa abbiamo parlato di questa grande serata, di questi negozi del centro di Legnago che si stanno dando da fare alla grande per far sì che tutto questo possa continuare anche in futuro, no? Non è una cosa facile, vedi, il mio assessore da questo punto di vista è senz'altro capace. In momenti di crisi bisogna cercare di combatterla proprio in questo modo, non racchiudendoci in noi stessi, ma cercando di affrontarla. La crisi va affrontata, non va subita. Allora lasciamo il primo cittadino, il sindaco Andrea Roberto Retondini, al piacere di questa serata, perché giustamente anche lui è una persona e si sta godendo, ecco, è in giuria, mi dicono, per quello che ci sarà in piazza Garibaldi nello spettacolo. Volete concludere voi con qualcosa, con qualche augurio particolare o devo concludere io? A chi? Io faccio un piccolo augurio, un piccolo ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro, perché veramente si è impegnato tantissimo, da tutti i tecnici comunali. Guarda, io lo dico a nome Fiorella ed Andreina perché si sono impegnati e hanno dato il cuore per questa manifestazione, insieme al sottoscritto, tutte le amministrazioni e a tutti quelli che hanno collaborato, dalla Protezione Civile alla Croce Verde, a Portobello, a Vivi Legnago, tutti quanti, veramente è stato un impegno e un profondere insieme per un ottimo successo, perché vedo veramente tanta gente. Buona serata per chi ci sta ascoltando in questo momento e un buon futuro per tutti. Sono d'accordo e mi unisco nei ringraziamenti. Grazie a te, grazie a tutti quanti e un buon estate a tutti i nostri amici di Legnago.